fare su questo mondo se non si costruisce qualche cosa per quelli che verranno. E non capiscono, nessuno capisce che morto questo, finito, chiuso tutto, non c'è più nessun'altra possibilità. E allora, dato che la mia vita è nelle tue mani, e la tua vita è nelle mie mani, e non c'è nessuno qua dentro che ci possa aiutare, io occupo. E tu occupate con me. È che chi non lo sa non lo può sapere quanto in fondo riescono a guardare gli occhi di chi il buio l'ha visto davvero. Mio padre e mio nonno dicevano che qui c'è il buio vero, quello nero, quello che c'è qua sotto. Quel buio che uno non sa più se è dentro, se è fuori, se dorme, se sogna. Quel buio che io ti devo per forza di cose toccare. E per quanto sia duro, per quanto sia freddo e sporco, e pieghi il fiato, per quanto sia desolato, è nostro. Ed è una vita intera passata a tendere fili tra l'uno e l'altro per essere insieme, diversi ma insieme, come un unico corpo e un'unica voce. E allora che lo sappiano che questo è un paese in rivolta. Allora, lo sai che cosa ti dico? Che io domani con una scusa vado giù, sì, con la scusa di portare cibo, vestiti puliti, vado giù dagli uomini e non me ne importa niente della roccia scura, non me ne importa niente, neanche di quella gabbia che scende giù come quando si va giù nell'inferno. E scrivo anche un cartello, scrivo: la voce della montagna ci dice di non abbandonarla se non vogliamo essere abbandonati. E ce lo dice, che una cosa così grande non può certo avere padroni e confini, ma solo figli. E scrivo anche: vorremmo i nostri mariti a casa. E scrivo anche che nessuno deve fare morire il paese, prima di tutto noi. Adesso qua non c'è più nessuno. Il sole non è più sole, le rose non sono più rose. Il tempo si è portato via e si è mangiato tutti i nostri anni. Guarda qui come ci ha lasciato, no? Delle povere carcasse senza ombra e senza luce. E sì che noi abbiamo avuto fede in quello che abbiamo fatto. Allora io mi dico, ma dove siamo andati? Che cosa siamo diventati? E non capiamo che questa è ancora la nostra vita, la nostra casa, la nostra storia che nessuno deve toccarci. Perché è solo nostra. E sì che noi abbiamo avuto fede o no? L'occupazione dura 17 giorni. Se una miniera viene chiusa senza darle il tempo di essere trasformata in altro, senza coltivarla per farla diventare altro, la sua comunità muore. Ma c'è una morte che è ancora peggiore, ed è quella di non riuscire a lasciare le proprie tracce, il ricordo a chi verrà dopo. Si perdono anche tutti quei volti che prima nascondevano un'essenza. Più ci si sottrae e più ci si allontana dalla verità. Allora io prego e auguro il ritorno alla luce. Auguro il risveglio, perché si è liberi solo attraversando le cose e non evitandole.